Pieno appoggio dei commercianti per la sua candidatura. Ci saranno altre liste? Sì, ma intanto non sono solo commercianti, stiamo parlando delle attività produttive, quindi ci sono vari tipi di professionisti che si sono uniti per formare questa lista proprio perché hanno veramente il desiderio di dare una svolta a Cagliari e di impegnarsi in prima persona. Io sono molto orgoglioso della loro fiducia e tra l'altro sono stati anche loro gli artefici della mia scelta di candidarmi. Ha annunciato una lista a settimana. Ci saranno delle Sì, sorprese in sì, queste sì, alleanze, sì, nuove sì, sì, sì. alleanze. Molti credono che noi stiamo scherzando, pensano che le liste siano fasule, voi avete già visto tanti candidati, questa lista è quasi completa, noi pensiamo di poter presentare, giustamente per non intasare la stampa, una lista a settimana nei prossimi mesi. Ci saranno delle sorprese. Ci saranno delle sorprese perché come annunciato noi non siamo ehm, di centrodestra, di centrosinistra, di 5 Stelle, sovranisti, noi siamo persone che molti di noi provengono da tutte le quattro esperienze di cui ho parlato, ma siamo tutte persone che sono accomunate da un grande amore per la propria città e che hanno deciso di lasciare almeno per 5 anni a livello amministrativo la propria maglietta per indossare solo la maglietta comune rosso-blu. È quel simbolismo che noi abbiamo utilizzato per far capire che veramente l'amore per la propria città, la voglia di creare una speranza per tanti cittadini e per noi stessi ci ha portato veramente a superare delle divisioni molto spesso storiche che ci vedevano magari militare in schieramenti differenti, schieramenti che stanno in questo momento affrontando una crisi spero non irreversibile, spero che i partiti rinsaviscano e tornino ad ascoltare i cittadini perché rappresentano sempre la parte più nobile per unire i cittadini, ma in questa occasione per le amministrative noi non vogliamo assolutamente che il futuro dei cagliaritani sia deciso dalle segreterie magari di Roma, ma che venga deciso dai cagliaritani. Noi quindi in questo progetto auspichiamo che convergano tutte le liste civiche o anche i partiti che dimostreranno coi fatti che amano veramente molto più il futuro della propria terra, della propria città, piuttosto che gli interessi del partito nei quali militano. Il mondo del commercio scende in campo per le prossime elezioni. Quali sono i vostri obiettivi? I nostri obiettivi sono prima di tutto di rivitalizzare questa città, di dargli degli indirizzi e di progettare una città che consenta ai nostri giovani di rimanere qui e per di più anche ai nostri pensionati che vanno via. E quindi dobbiamo per forza rivitalizzare tutti i nostri motori di ricerca, che sono l'ippodromo, che sono l'ente lirico, l'anfiteatro, tutti quei motori che possono far sì che la città si sviluppi. Perché il vostro appoggio proprio a Massidda? Allora, per due motivi. Prima di tutto perché Pier Giorgio naturalmente come tutti sanno, ha fatto il deputato, il senatore, e quindi ha acquisito delle conoscenze che ci vorrebbero 20 anni per una persona normale. Pier Giorgio è un imprenditore, perché oggi Pier Giorgio Massida ha un'azienda dove dà 28 buste paga, quindi conosce il lavoro quanto noi. E terzo perché ha gestito l'autorità portuale mettendo giù un programma e rispettando quel programma. Questo è quello che a noi interessa di Pier Giorgio.